Quinto di Treviso si ritrova in casa i ladri e salta dalla finestra per inseguirli ferendosi a una gamba. I malviventi scappano poi nel buio. Balneazione vietata nel Piave, provocazioni via social dopo l'introduzione dell'ordinanza a Susegana e Moriago, fronte dei primi cittadini spaccato, intanto la siccità colpisce anche il fiume sacro alla patria. Alte temperature, 2 malori a Montebelluna, ragazza in pronto soccorso con una sincope, per domani confermata l'allerta gialla, sulle autostrade sabato di grande esodo. Non solo le famiglie, anche le imprese soffrono il caro carburante, dai padroncini agli NCC, un settore in ginocchio, serve un intervento a livello europeo, l'appello della CGA di Mestre. E cresce in Veneto e nella Marca il numero di comuni senza sportelli o filiali, l'allarme della CNA provinciale sulla desertificazione bancaria, problema di grande valenza sociale. Cagnolino di 4 mesi investito da un'auto, la polizia di Belluno scorta i proprietari dal veterinario e il cucciolo di Jack Russell si salva, targa di ringraziamento per gli agenti. La grande sfida del Palio di Feltre domani in diretta su Antenna 3, l'evento che lega storia, festa e tradizione sulla nostra emittente a partire dalle 15:30. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Partiamo, lo avete sentito, dal tema dei furti, i furti in casa. Purtroppo vi stiamo dando conto in questi giorni a ripetizione di episodi. Qui c'è qualcosa in più che è successo a Quinto di Treviso, perché si sono ritrovati faccia a faccia con i ladri in casa. Il proprietario ha saltato di fatto dalla finestra cercando di inseguirli, si è ferito a una gamba, i malviventi sono riusciti a dileguarsi, dunque si sono vissuti in via San Vitale momenti davvero di paura. Lei si è trovato davanti e ha gridato subito: Ezio, prendi la pistola, sparagli, attenti che sono i ladri. Allora il ladro si è subito messo in fuga, ho visto che è arrivato alla macchina e io cosa faccio a questo punto? Vedo se riesco a trovare il numero di targa della macchina, no? Va bene, salto fuori dalla finestra, mi cado anch'io e mi faccio male il tallone. Ha cercato di inseguirli saltando la finestra dopo che la moglie si è trovata il malvivente faccia a faccia. Sono circa le 22:30 in via San Vitale a Quinto di Treviso. I ladri arrivano a bordo di un'auto che parcheggiano nel campo di pioppi accanto alla casa con il muso rivolto verso la strada pronta a ripartire. I coniugi Marangon si stavano preparando per andare a letto. E a un certo punto ho sentito il rumore come di ferri, di attrezzi, di levarini, di cacciaviti, roba metallica, un frastuono metallico. Ho detto no, questi qua sono ladri. Ho detto. Allora mia moglie fa: vai, prendi il telefono, chiama i carabinieri. È lì che Ezio si precipita nella stanza dove aveva lasciato il telefono, giusto il tempo di prenderlo, e la moglie urla dopo essersi trovata davanti uno dei ladri. L'abbigliamento, guanti neri, cappellino col frontino blu e le scritte bianche, le telecamere di videosorveglianza della casa hanno ripreso l'intera scena. E mia moglie si è accorta delle luci perché siccome dormivamo con le finestre e con i balconi aperti, e finché andavamo a letto dopo li chiudiamo, ha visto il fascio di luce dei fanali. Però si è allarmata perché di solito senti, siccome c'è la strada qui davanti alla casa, senti le macchine passare. Si è allarmata perché non ho più sentito il rumore della macchina. Mi ha detto: ma dove è andata la macchina? Si sono i fanali e la macchina non c'è. Allora si è sporta fuori a vedere, ma davanti alla casa non c'erano. È andata dietro a vedere il balcone del bagno e ha visto che c'era la macchina che andava dentro in mezzo ai pioppi. Allora mi ha chiamato subito per vedere, sono andato fuori anch'io, ho visto la macchina che mai aveva già spento i fanali. Però si sentivano dei ragazzi che scendevano dalle portiere perché si accendevano le luci dentro. Pochi attimi quelli che hanno separato l'arrivo dell'auto dal tentativo di entrare nella casa a Quinto. Per la famiglia in 20 anni è la quarta volta che i ladri fanno visita. Siamo abituati, però adesso non è più un bel vivere perché mia moglie è allarmata, c'è sempre la scena davanti del personaggio col berrettino là. E si vive male, capito? Adesso ci spranghiamo dentro la sera. Non ti muovi più perché possono passare di giorno, di notte, di sera, tutti gli orari sono buoni, capito? Altro tema di stretta attualità in questi giorni, il divieto di balneazione nel Piave con relativi cartelli e ordinanze. Provocazioni via social dopo l'introduzione proprio dell'ordinanza da parte dei sindaci di Susegana e Moriago, fronte dei primi cittadini che è spaccato sull'utilità delle multe.
I divieti di balneazione sono segnalati e già noti, ma c'è ancora chi continua a sfidarli e a sfidare le acque del Piave. In questi giorni di ondata di calore intensa, le persone si precipitano a cercare qualche momento di refrigerio sulle rive del fiume. Dopo la notizia dell'ordinanza comunale del sindaco di Susegana Montesel, seguito dal collega di Moriago Rizzetto, che di fatto rende multabili le persone che fanno il bagno nel Piave con sanzioni fino a 500 euro, hanno cominciato a circolare sui social video dai toni provocatori. Che bella! La balneazione è vietata già da norme nazionali e regionali, ma sono i comuni che attraverso le ordinanze specifiche e urgenti possono rendere esplicito il divieto, rendendo applicabili così sanzioni amministrative. Ma non tutti i sindaci dei comuni rivieraschi sono favorevoli. Con l'ordinanza puoi sanzionare, ma siccome a me di sanzionare non interessa assolutamente nulla, non la faccio. I divieti ci sono e questo lo vorrei chiarire perché ho letto un sacco di commenti, al di là di quelli irrisori, provocatori che meriterebbero invece altri approfondimenti, ma dovete sapere, cari concittadini, perché siamo persone, anche noi sindaci, che noi dobbiamo ottemperare a quello che ci viene detto. Siamo o non siamo d'accordo, questo è un altro paio di maniche. Ma rimane che da pubblici ufficiali noi dobbiamo far rispettare le regole. Quindi siamo i cattivi noi per questo, va bene, però sappiate come funzionano le cose. Per il sindaco di Breda di Piave, l'ordinanza che rende possibile erogare multe ai trasgressori comporterebbe un dispendio di personale che ad oggi non c'è. Il personale è quel che è ed è scarso e lo è per l'attività quotidiana. Questo significherebbe intensificare i turni oppure toglierle dal quotidiano per fare questo tipo di attività. Insomma, io penso che la cosa più importante sia garantire il quotidiano. Certo, anche lo facessimo effettivamente possiamo presidiare alcune zone, ma tante altre non lo sarebbero e torniamo al problema di prima, servirebbe l'esercito. Prendendo spunto dai paesi europei, la soluzione potrebbe essere far diventare balneabili alcune zone del Piave. Facciamo in modo che ci siano dei presidi, gestiamole con l'aiuto dei privati e, attenzione, non a pagamento, lo voglio sottolineare perché sono stato passato come quello che vuole privatizzare, non se ne parla proprio di privatizzare, ma se ci facciamo aiutare con accordi con i privati, libero accesso sempre, però facciamo reale prevenzione, facciamo informazione e riusciamo magari ad evitare. E contestualmente continua naturalmente l'allerta per le alte temperature, l'ondata di calore in Veneto che non dà tregua, disagi e malori. A Montebelluna ieri sera una ragazza è stata trasportata in pronto soccorso per una sincope proprio da calore, è stata dimessa dopo alcune ore. Ieri pomeriggio un uomo ha accusato iniziali sintomi di malattia da calore, idratato, è stato dimesso in tarda serata. Intanto il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un nuovo bollettino dichiarando l'allarme giallo per ondate di calore su tutto il territorio fino a domani. Il bollettino indica anche da oggi e fino alle prime ore di domani possibili temporali sulle zone montane e pedemontane e sulla pianura occidentale. Si prevede che le condizioni di disagio fisico permarranno almeno fino a lunedì, anche se effettivamente questa mattina per qualche manciata di minuti ha piovuto tra le prealpi e l'alta pianura anche in provincia di Treviso, senza tuttavia dare l'atteso refrigerio o quantomeno una tregua un po' significativa. Siccità da record, abbiamo detto, un'ordinanza regionale taglia del 50% sull'Adige i prelievi per l'irrigazione dei campi, situazione difficile per il Brenta, per l'Adige lo abbiamo menzionato e anche per il Piave. I consorzi di bonifica chiedono di costruire degli invasi. 23 le città italiane con bollino rosso per la giornata di domenica, tra cui Venezia e Verona, mentre lunedì le temperature si alzeranno ancora e si aggiungeranno all'elenco anche Ancona e Bari. Intanto, sempre per domenica, l'ARPAV ha confermato l'allerta gialla per l'ondata di calore che dovrebbe persistere almeno fino a lunedì in tutto il Veneto, con intenso disagio fisico per la popolazione. A tutto questo si aggiunge una situazione sempre più critica per la siccità, fiumi con portata d'acqua in continuo calo e previsioni senza piogge. A preoccupare soprattutto il Piave, il Brenta che ha visto ridursi ulteriormente la portata d'acqua, ora ben al di sotto del minimo per evitare problemi all'agricoltura, e, più grave di tutte, la situazione dell'Adige, per il quale la Regione ha deciso il taglio del 50% di prelievo dell'acqua dal fiume per irrigare i campi agricoli.
Il limite minimo di portata dell'Adige per garantire l'approvvigionamento idrico è 80 metri cubi al secondo, ebbene in queste ore siamo a 45 metri. Sono state adottate 2 provvedimenti, questo per appunto regolare l'uso dell'acqua per quanto riguarda l'Adige e per quanto riguarda il Piave, e questo soprattutto a scopo irriguo, quindi per l'agricoltura da parte dei soggetti che sono i grandi utilizzatori, penso ai consorzi di bonifica, per poi appunto destinarle alle attività agricole. È una crisi che non si era mai idrica, che non si era mai riscontrata appunto nel nostro territorio. L'acqua potabile al momento è garantita, ma si sono temute sospensioni nel Rodigino. Deve essere garantito l'uso idropotabile, cioè per i cittadini, per la popolazione, per bere, per lavarsi, per quindi l'umano, per gli uomini e per gli animali. Poi si deve garantire per l'agricoltura, quindi a scopo irriguo, e poi per tutti gli altri usi, industriale, turistico. Oggi noi dobbiamo garantire l'idropotabile in primis, cosa che viene garantita. C'è stato qualche momento di crisi nel Rodigino, però adesso la situazione è rientrata. Decisive le prossime ore, la situazione potrebbe anche peggiorare. I consorzi chiedono la costruzione di invasi in tutto il Veneto. Dovranno essere multifunzionali, o meglio fare un effetto di laminazione in caso di forti precipitazioni, ma dovranno essere anche un effetto di invaso, quindi rende disponibile l'acqua nei momenti di criticità come quelli attuali, e anche un aspetto ambientale. Fin qui appunto le ondate di calore, la siccità, e poi c'è il fronte delle strade e autostrade, perché quella di oggi è stata una giornata di grande esodo che secondo una prima stima potrebbe concludersi con circa 190.000 transiti, il 3% in più rispetto al sabato omologo di un anno fa. Ci sono stati sensibili aumenti di transiti anche all'uscita di Cordignano, più 31% addirittura. Sentiamo. Sì, il bollino nero è confermato come da previsione. Possiamo anche dire che chi viaggia si informa, segue i consigli, perché le partenze sono iniziate molto presto. Il grande esodo del 1° agosto, contrassegnato da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, non si è fatto attendere. È iniziato con anticipo, visto che molti hanno preferito evitare i possibili rallentamenti sull'arteria partendo e viaggiando durante la notte. Già dalle 8 di questa mattina si registrava un più 14% di transiti rispetto al sabato omologo di un anno fa. Addirittura l'uscita dalla barriera di Trieste-Liserte, che risente dalla chiusura della superstrada slovena H4, si segnalava un più 41 rispetto al 2025, ovvero 8.581 transiti rispetto ai 6.069 dello scorso anno. Il traffico lungo la A4 in direzione Trieste è stato particolarmente intenso per tutta la mattinata, con punte di 3.000 transiti all'ora tra Quarto d'Altino e Meolo e tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova. Questo ha comportato per 2 volte, alle 9.30 e poco prima delle 12, l'utilizzo della safety car, che con mezzi della polizia stradale e degli ausiliari alla viabilità di autostrade Alto Adriatico ha deviato il traffico verso la A34 e quindi lungo la viabilità ordinaria anche slovena, la strada statale 444, vista la chiusura dell'H4 per chi è diretto verso le coste della Croazia. Un'operazione che dura mediamente circa 30 minuti e che consente di evitare qualsiasi paralisi al traffico e di svuotare momentaneamente la barriera di Trieste-Liserte. Poi nel tardo pomeriggio ci sarà un calo per poi dopo rallentare il tutto in serata. Quello che conta è che voi siete attivi, anche perché mi raccontava che avete automatizzato ancora di più anche i pagamenti, no? Per essere più celeri al passaggio alla barriera. Sì, oggi è possibile pagare nei nostri caselli con strumenti elettronici, c'è il contactless, più molti utilizzano il telepedaggio. Certo che chi utilizza questi strumenti può anche uscire più velocemente. E sappiamo che viaggiare quest'anno è più costoso che nelle scorse estati, ma non solo per le famiglie, anche per le imprese che soffrono il caro carburante, il caro diesel in particolare, dai padroncini agli NCC, un settore in ginocchio. Serve un intervento a livello europeo, è l'appello che ha lanciato oggi la CGA di Mestre. Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese, anche in Veneto.
Chi usa l'autocarro, la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trovano a fare conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. I dati della CGIA di Mestre parlano chiaro. Dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico il prezzo del diesel è salito del 20,9%, ovvero 36 centesimi in più al litro, che si traduce per il pieno di un autocarro sotto le 7,5 tonnellate in 1.040 euro di costo, 180 euro in più rispetto al scorso 27 febbraio. La benzina invece è salita del 19,6%, vale a dire 33 centesimi in più dall'inizio delle ostilità tra USA e Iran. A pagare il conto più salato gli artigiani, tra loro i cosiddetti professionisti della strada, dai padroncini ai tassisti, dagli NCC agli agenti di commercio. La CGIA ricorda come il credito d'imposta da oltre 320 milioni di euro introdotto dall'esecutivo per alleggerire la componente fiscale del diesel interessa solo il 22% circa dei mezzi pesanti, e se da un lato si guarda con grande attenzione al prossimo 4 agosto, quando il governo dovrebbe varare una misura più strutturale contro il caro carburanti, dall'altro per l'associazione serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise dei carburanti quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche anche del nostro territorio. Un altro fronte è quello su cui ha focalizzato invece l'attenzione oggi la CNA. Cresce in Veneto come nella Marca il numero di comuni senza sportelli o filiali. L'allarme riguarda la desertificazione bancaria, che per la CNA è una questione di grande valenza sociale innanzitutto. In provincia di Treviso sono infatti 200 gli sportelli chiusi tra il 2015 e il 2025. Con ricadute su famiglie, anziani e piccole imprese. Nella Marca un comune su 3 è ormai privo di uno sportello bancario, una trentina, quelli completamente sprovvisti di filiale. In provincia di Treviso oggi restano 399 sportelli, numero destinato progressivamente a diminuire. È la fotografia scattata dalla CNA provinciale sulla desertificazione bancaria. In Veneto sono oltre 100 i territori senza uno sportello e più della metà nell'ultimo decennio ha perso l'ultima filiale, un andamento che rispecchia quello nazionale. Tra il 2015 e il 2025 sono stati oltre 10.000 gli sportelli chiusi, passando da 30.000 sportelli attivi nel 2015 ai circa 19.000 attivi oggi sul territorio. Ad essere colpiti soprattutto i comuni più piccoli, oltre il 96% di quelli senza sportello ha meno di 5.000 abitanti. Una situazione che assume anche una forte valenza sociale, considerato che nei territori senza filiali gran parte della popolazione è anziana, spesso quindi meno avvezza agli strumenti digitali e con maggiori difficoltà negli spostamenti. Per CNA Treviso è quindi necessario riportare il tema della presenza bancaria al centro del confronto tra istituzioni, sistema creditizio e rappresentanze economiche. La digitalizzazione non diventi l'esclusione del presidio territoriale, ma sia anzi l'occasione di aumentare i servizi, aumentare la velocità e l'efficienza, garantendo al contempo presidio sul territorio e accesso al credito e ai servizi bancari per famiglie, anziani, persone in difficoltà e per le piccole imprese del territorio trevigiano. La politica adesso con Patto per il Nord che si presenta ai cittadini trevigiani, lo ha fatto questa mattina a San Biagio di Callalta. Sentiamo. Bisogna prendere atto che non c'è più una forza di riferimento dei Veneti e del Nord, quindi prendiamo atto che la Lega si è trasformata in Lega Salvini Premier, che è diventato un partito centralista ma soprattutto clientelare, assistenzialista, statalista, che aumenta le tasse al Nord per pagare il ponte di Messina. I Veneti all'interno della Salvini Premier la pensano tutti come le sto dicendo io, è ora di trovare il coraggio di mandare a quel paese qualcuno e ricostituire una forza politica seria che abbia al primo posto dell'agenda politica i Veneti e il Nord. Si presenta così il Patto per il Nord ai trevigiani, idee ispirate dalla Lega di Umberto Bossi e Gianfranco Miglio. Il movimento, oggi partito politico, conta già alcuni consiglieri comunali e 2 sindaci e nel simbolo non più Alberto da Giussano, ma il vero eroe della Lega Lombarda nata a Pontida nel 1167, ovvero Pinamonte da Vimercate. E così l'appello ad unirsi arriva anche a Luca Zaia. Trova un po' di coraggio,
rilanciamo la battaglia politica del Nord. In quella Lega lì non è più possibile, perché è la Lega che ti aumenta 6 volte i caselli autostradali per pagare il ponte di Messina. Basta tentennare, rompi gli indugi. L'importanza di una piazza come Treviso resta cruciale. Abbiamo già aperto a Verona, a Vicenza, a Venezia, a Rovigo, però la piazza significativa, lo sanno tutti, è qua a Treviso. Oggi si parte con una fase nuova. L'autonomia portata avanti dalla Lega di oggi è definita farlocca e le posizioni sono distanti anche da Vannacci. Vannacci sta dicendo delle cose che sono anche pericolose, inneggia la 10ª MAS, che ricordo che qui in provincia di Treviso ha fatto parecchi morti. Cioè è una strada che comunque porta, se porta avanti va in una direzione sbagliata e pericolosa. Si parla di un partito centralista, nazionalista, sovranista, quindi totalmente il contrario di quello che parliamo noi, cioè di federalismo e autonomia. Alle donne il compito di far innamorare chi si è sentito tradito, come la segretaria per 18 anni di Bossi, e combattere le false promesse di Meloni sulle accise. Per la prima volta mi sono sentita di nuovo a casa, cioè, mi sono sentita riconosciuta, ho ritrovato i miei ideali, ho ritrovato la mia strada praticamente. Pensare di dover pagare il carburante a 2,20 euro, insomma, quando in altri stati come in Spagna è a 1,6, insomma dovremmo farci un paio di domande. Questi i contenuti espressi questa mattina. Voltiamo pagina. Domani 2 agosto, tradizionale cerimonia a Cima Grappa e proprio in questa data ricorrono 2 importanti anniversari. 125 anni fa, a dorso di una mula, fu il patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, poi Papa Pio X, a fare il primo pellegrinaggio per la benedizione del sacello della Madonnina di Cima Grappa. Pochi anni dopo su quelle balze risuonarono non i canti della fede, ma i cannoni e i fucili italiani e austro-ungarici nel massacro che fu la Grande Guerra. Quei 23.000 morti e anche i partigiani che nel secondo conflitto mondiale combatterono per la libertà sul Grappa saranno ricordati anche domani nell'ambito del tradizionale pellegrinaggio delle genti venete sul Monte Sacro alla Patria. Sarà Monsignor Liberio Andreatta, protonotario apostolico e nativo di Fietta di Pieve del Grappa, a presiedere la Santa Messa presso il sacello. Parteciperanno tra gli altri anche i ministri Giorgetti e Abodi, la sottosegretaria Mara Bizzotto, il generale Federici, consigliere militare della Presidente del Consiglio, una rappresentanza della Repubblica d'Austria. In occasione del 25° anniversario della posa della Croce a stile del Giubileo del 2000 ai poli terrestri, già benedetta da San Giovanni Paolo II, una coppia sarà collocata al sacello. E oggi 1° agosto invece altra tradizione, tornata puntuale, tradizione popolare tra le più sentite, bere un bicchiere di vino come auspicio e porta fortuna per i mesi a venire. Usanza tramandata di generazione in generazione, legata al mondo contadino e alle antiche osterie della città, che ancora oggi richiama tanti trevigiani nei locali del centro per un brindisi collettivo all'estate e alla convivialità. Questa mattina, tra l'altro, all'ultimo miglio sulla Ostiglia si sono ritrovati come di consueto il sindaco con i rappresentanti della giunta comunale e molti consiglieri bipartisan ed esponenti della società civile per rinnovare questo rituale. Noi adesso andiamo qualche minuto in pubblicità, tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati, presentata l'edizione 2026-2027 di Gocce Musicali per la Natura, la rassegna di musica sinfonica che quest'anno vedrà salire sul palco del Teatro del Monaco anche 2 artisti trevigiani. 6 appuntamenti, già un appuntamento in più dell'anno scorso, una collaborazione con la stagione del Comunale di Treviso. Celebrare la musica e invitare alla riflessione sui temi ambientali. L'edizione 2026-2027 di Gocce Musicali per la Natura, rassegna dedicata ai capisaldi della produzione sinfonica e corale, Beethoven, Mozart fino ai grandi compositori del Novecento, si snoda in 6 appuntamenti imperdibili che dal 1° ottobre al 21 maggio vedranno salire sul palco del Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso interpreti di caratura internazionale e giovani talenti del territorio. Sono molto felice, è una
visione per creare per ogni sera un evento che richiami anche tante ricorrenze, Respighi, Wolf-Ferrari, Charlie Chaplin, Ruckert, l'autore dei Kindertotenlieder, e anche il primo in occasione dell'800° anniversario della morte di San Francesco. Realizzata grazie al sostegno di Comune di Treviso, Regione del Veneto, Ministero della Cultura e Centro Marca Banca, Voce Musicali avrà tra i protagonisti quest'anno il pianista Elia Cecino e il contralto Alessandra Visentin. Per quest'ultima, che si esibirà il 16 febbraio, una speciale emozione. Sarà la prima volta nel teatro della mia città. È un teatro per cui ho un affetto grandissimo, perché forse è stato il primo teatro, anzi sicuramente il primo teatro in cui ho ascoltato la prima opera da bambina. Venivo a sentire le finali del concorso Totti dal Monte, seguivo La Bottega diretta da Peter Magg, ed è qui che forse è partito il grande amore per l'opera. Andando a portare Treviso e la tradizione musicale trevigiana nel mondo. Quindi una rassegna che si inserisce a pieno titolo in quella che è la tradizione musicale della città, andando anche a connettersi con altri momenti culturali, come ad esempio l'inserimento del concerto di Elia Cecino nell'ambito della stagione concertistica del Teatro Mario del Monaco. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Ripartiamo dalla questione siccità, perché si aggravano le condizioni di falde e acquedotti nel Bellunese, e allora ci sono 20 comuni del territorio provinciale in cui stanno per scattare le disposizioni in tema di risparmio dell'acqua potabile. Stop agli sprechi e all'uso sconsiderato di acqua potabile. Allerta siccità gialla per 20 comuni della provincia di Belluno, dove il monitoraggio condotto dal Consiglio di Bacino e dall'ente gestore degli acquedotti, complici il caldo record di questi giorni e l'assenza di precipitazioni, ha certificato lo stress idrico della portata delle sorgenti e il conseguente ingresso nello stato di attenzione. È un allarme moderato che comporta comunque al suo interno nell'ordinanza alcune limitazioni, poi c'è da dire che le previsioni non sono buone, anche perché la pioggia sembra non arrivare in maniera considerevole, i temporali non sono d'aiuto, infatti non sono un elemento sufficiente a calmierare la carenza, quindi presumiamo che di qui alle prossime settimane, essendo appena inizio agosto, le cose possono naturalmente peggiorare e diventare gialle altre aree e magari arancioni quelle che oggi sono gialle. Interessati in particolare i comuni della Valbelluna e del Basso Feltrino, oltre a Lamon, Sovramonte, Ospitale di Cadore e Cencenighe a Gordino. Per questi comuni sono in fase di definizione le ordinanze di divieto dell'utilizzo di acqua potabile per tutti i bisogni non strettamente primari, e quindi attività ludiche, piscine da giardino, lavaggio di aree private e in generale l'uso sconsiderato della risorsa. Dai sindaci arriva inoltre l'appello, rivolto anche a cittadini dei comuni non a rischio, ad avere buon senso e utilizzare l'acqua consapevolmente. Il buon senso lo si richiederebbe sempre, no? A prescindere dai colori. L'acqua è un bene prezioso, la cultura in questo senso sta cambiando, quindi gli sprechi vanno comunque evitati. Diciamo che oggi chi è in area neutra o libera può continuare a fare quello che faceva prima, sempre con attenzione, ma in genere. Chi invece in area gialla adesso dovrà, come l'ordinanza prevede, limitare gli sprechi, ad esempio lavaggio auto, ma tutto quello che ha a che fare con usi non necessari alla vita di tutti i giorni. Condizioni che, come testimoniato dall'andamento pluviometrico degli ultimi anni, sono destinate a diventare la nuova normalità e per cui occorre un ragionamento coordinato a livello di territorio per ottimizzare l'utilizzo e le tecniche di accumulo della risorsa. È una situazione che conosciamo da anni ormai, della quale dovremmo farci prima o poi carico tutti, noi come Consiglio di Bacino, i sindaci e sì, la società in particolare, che dovrà prima o poi anche questo aspetto considerarlo importante anche nel piano degli investimenti, di tutta una serie di attività da fare, a partire dalle perdite, ma anche di capire come fare a contenere l'acqua quando ce n'è in abbondanza, perché noi siamo in un territorio dove si dice ma come fa a mancare l'acqua? Attenzione, non è proprio così.
C'è tensione tra i comuni contermini alle province autonome di Trento e Bolzano per il futuro del Fondo Comuni Confinanti. Dopo i passi avanti nell'autonomia differenziata della regione, alcuni consiglieri del Trentino ne avrebbero infatti richiesto la revisione per il primo cittadino di Arsiè. La richiesta tuttavia è irricevibile. Io voglio solo dire ai consiglieri trentini che ho visto in questi giorni, qualcuno ha alzato la voce, che il giorno che noi avremo la stessa autonomia e i stessi soldi che si tengono e si trasferiscono al Trentino, noi non chiederemo più neanche un soldo. La richiesta è di rivedere i parametri di assegnazione dei fondi, maggiore selettività per i progetti da finanziare e più in generale riconsiderare la natura stessa del finanziamento. Dal Trentino si alza la voce della protesta riguardo alle risorse del Fondo Comuni Confinanti, gli 80 milioni divisi tra Trento e Bolzano che ogni anno vengono destinati ad investimenti nei territori contermini per la mitigazione della disparità economica rispetto alle province autonome. Non ci sta il primo cittadino di Arsiè, Ivano Fauro, che rilancia invece ai colleghi sindaci di prima fascia l'appello a rivendicare le proprie istanze. Negli ultimi 20 anni abbiamo sempre rivendicato questa nostra posizione di differenza col Trentino ed ora che secondo me mettiamo insieme questa associazione e portiamo avanti le nostre istanze. 500.000 euro l'importo annuo destinato ai comuni di prima fascia, ossia direttamente confinanti con i territori autonomi, una cifra che il Trentino avrebbe chiesto di rivedere. Intanto se sono da rivedere a rialzo, perché noi diciamo i 500.000 euro che ci davano un po' di anni fa non sono più i 500.000 euro di adesso, quindi le disparità ci sono ancora tutti. Dalle province autonome la richiesta è di garanzie affinché le liquidità siano spese con cognizione per investimenti utili allo sviluppo del territorio montano nel suo complesso. Io ho parlato col Presidente Bon che ha gestito in questi anni i fondi del confine, sicuramente c'è da rivedere qualcosa. Ci sono alcuni progetti fermi, non sempre per colpa dei comuni, alcuni può anche darsi che sia colpa dei comuni, altri per colpa anche della burocrazia che impera in Veneto, sovrintendenza in primis, che ci fa allungare i tempi per la realizzazione dei progetti. Quel che è certo è che la concorrenza dei territori a gestione autonoma rende, se possibile, ancora più complesso il sostentamento dei piccoli comuni montani del Bellunese, per i quali i fondi di confine rappresentano spesso l'unica ancora di salvezza contro i grandi temi quali lo spopolamento e la sopravvivenza delle aree interne. Per noi sono fondamentali perché senza fondi di confine il nostro comune sarebbe ancora un comune ancora più depresso, quindi sono fondi per la sopravvivenza di questi comuni che a confine con la provincia di Trento soffrono. Per esempio, porto un esempio, noi abbiamo quasi una ventina di ragazzi che vanno a scuola in provincia di Trento, in provincia di Trento ci sono i trasporti gratis, i bici gratis, noi non abbiamo queste cose, quindi sono fondi che vanno così ad aiutare un comune come il nostro. A Belluno adesso, perché quella che vedrete adesso nelle immagini è una targa che i proprietari di Aiko, un cucciolo di Jack Russell di 4 mesi, hanno consegnato agli agenti della Polizia di Stato di Belluno a conclusione di una bella storia a lieto fine. È il pomeriggio di mercoledì 22 luglio, quando una telefonata al 113 racconta dell'investimento accidentale di un cagnolino da parte di un'autovettura. Il cane versava in gravi condizioni, i padroni, bloccati nel traffico, hanno richiesto l'intervento urgente di una volante. Precipitatisi sul posto, gli agenti hanno scortato la famiglia fino alla clinica veterinaria, dove grazie all'arrivo tempestivo dei medici si è riusciti a salvare la vita all'animale. Nel pomeriggio di oggi i proprietari si sono quindi presentati in questura, li vedete, per raccontare l'esito dell'operazione e per omaggiare gli agenti che hanno preso parte proprio a questo intervento che ha salvato la vita ad Aiko. Vi ricordo domani su Antenna 3 in diretta dalle 15:30 le emozioni del Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento storico in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Feltre compie un salto indietro nel tempo, ricreando un clima quattrocentesco con i cortei dei quartieri, la gara di tiro con l'arco e alla fune, fino alla sfida decisiva, la corsa dei cavalli. La grande sfida del Palio di Feltre domani dalle 15:30 in diretta su Antenna 3. È tutto allora per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo adesso le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.